Assessore, un turismo che vola sempre più in alto, non c'è stagione che non ci siano numeri record. Sì, beh, diciamo che quest'anno siamo particolarmente felici. Noi non abbiamo ancora il dato statistico a dicembre, ma ce l'abbiamo fino a ottobre e ci dice che comunque siamo in crescita del 3,5% in più rispetto al 2019 che è stato l'anno dei record. È anche vero però che se tanto mi dà tanto chiuderemo anche novembre e dicembre con numeri molto elevati perché la stagione sciistica invernale per esempio è partita molto bene grazie alla neve a fine anno e al ponte di Immacolata che ha fatto il tutto esaurito, addirittura in alcuni impianti da sci avevamo il più 40% e comunque una media del 15%. Quindi un turismo sano, un turismo che si sta evolvendo, diciamo con un occhio particolare all'attenzione sulla sostenibilità e quindi insomma operatori felici e contenti, ma non ci culiamo sugli allori come si suol dire perché dobbiamo continuare a investire e avere molta attenzione perché è vero che le cose vanno bene ma è anche un attimo perdere quote di mercato. Però è vero che anche questa crescita continua impone anche delle soluzioni overtourism in alcune realtà, perché Venezia applicherà la sperimentazione del contributo d'accesso, ma è una sperimentazione che poi si presume possa essere mutuata perché molte città d'arte, non solo italiane, hanno questo problema, potrebbe essere anche il problema dei passi di montagna, eccetera, eccetera. Quindi che prospettiva c'è anche nella gestione di flussi turistici in crescita? Ma innanzitutto c'è molta curiosità nel vedere come Venezia applicherà questo ticket d'ingresso, capire soprattutto le risorse che verranno raccolte con questo ticket, come verranno investite, tant'è vero che io ho sempre detto di non essere contrario, però chiedere che queste risorse vengano investite nel turismo e nel turismo significa dare maggiori servizi ma cercare anche di gestire i flussi turistici, che significa anche qualità di vita dei cittadini. Pensiamo a tutto il tema dei trasporti per esempio, no? O dell'accessibilità, quindi è importante che ci siano riflessioni di questo tipo e Venezia può essere un incubatore da questo punto di vista, è un esempio che poi anche altre città a livello europeo potrebbero seguire, quindi molta attenzione da parte della Regione Veneto